Ancora una volta il Veneto fa scuola nella gestione dell'emergenza coronavirus. La sanità regionale è già pronta a partire con la terza dose, a pochi giorni dalla conferma di questo importante passaggio per la messa in sicurezza delle fasce più fragili della popolazione. Lo conferma il presidente Luca Zaia. Nelle corsie degli ospedali si procede già. Avremo il 20 all'hub di Villorba che ha fatto questo hub innovativo, l'inoculazione ad alcuni fragili, oltre che a persone che non hanno fragilità, ovviamente della terza dose. Per i fragili ovviamente, e sarà presente il generale Figliuolo e questo ci fa piacere. Le dosi ci sono, ma l'arrivo della terza inoculazione potrebbe rivoluzionare la macchina vaccinale veneta e Zaia consiglia a qualche ritardatario di prenotarsi subito. Se qualcuno avesse deciso di vaccinarsi per la prima dose, perché poi stiamo parlando di prima dose, è fondamentale che a mio avviso lo faccia subito, perché poi quando arriveranno le priorità per la terza dose noi ripartiamo come fossimo a gennaio 2020 con gli anziani, sanitari, fragili, e quindi il quarantenne che arriva bello allenato, palestrato, va in coda a queste vaccinazioni, perché prima c'è la priorità di mettere in sicurezza ad esempio tutti i nostri ospiti delle case di riposo.